partita ormai mancano pochi giorni, abbiamo spiegato a tutti i giornalisti e tutta la stampa e le televisioni il nostro programma. Con la conferenza stampa di presentazione ha preso il via la settimana delle penne nere in Friuli Venezia Giulia, che culminerà con la 3 giorni, 19, 20 e 21 giugno, con il raduno del terzo raggruppamento alpini del Nord-Est, comunemente chiamato Raduno Alpini Triveneto. La nostra emittente seguirà l'evento con una programmazione speciale a partire già da giovedì sera fino a domenica, quando ci sarà il passaggio della Stecca con Treviso. Sarà il raduno dei record per le varie concomitanze, in primis il ricordo del tragico terremoto del Friuli del 1976, con alpini non solo dal Triveneto ma da tutte le sezioni d'Italia che parteciparono agli 11 cantieri di lavoro voluti dall'ANA. Gemona è pronta, come il motto del suo glorioso battaglione, mai da Ur. No, siamo pronti in tutto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo convinti che sarà una grandissima adunata del Triveneto, perché anche ci saranno, come dicevo prima, tutte le sezioni, le 63 sezioni che hanno operato dopo il terremoto per 3 anni, 76, 77, 78, per aiutare i fratelli friulani. Anche l'Associazione Nazionale Alpini presente in questo momento, dove l'amicizia, la fratellanza, l'emozione e l'alpinità uniranno Veci e Boccia. Questo cinquantenario del terremoto del Friuli, che rappresenta per gli alpini, ma non solo per gli alpini, una situazione che è stata veramente inimmaginabile a quell'epoca, con tanti volontari che hanno lavorato per la ricostruzione. Gli alpini hanno dato una mano nella fase delicata dei soccorsi e anche nella mirabile opera di ricostruzione per ridare fiducia e futuro a questa terra friulana che a 50 anni da quell'evento tragico ricorda i suoi morti, ma si mostra anche nella sua bellezza e nella sua voglia di futuro, che grazie agli alpini è diventata realtà. E non solo, è pronta ad accogliere le migliaia di penne nere che invaderanno pacificamente il territorio. Diciamo che il popolo degli alpini è un popolo sempre educato e quindi sa ben inserirsi nelle nostre comunità, che sono comunità rispettose ed accoglienti, quindi noi con grande amore, devo dire, perché credo che tutti provino un grande amore per gli alpini, li accoglieremo, avranno gli spazi a loro dedicati, la città si aprirà a loro e si farà trovare pronta per questo grande evento.